sei pazzo. Come sono bravo quando mi vengono a pregare. Promessi, grazie, miracoli. Stanno sempre a cercare piacere. Poi escono là fuori, o prossimo spoglio, non più avranno visto. Sono 2000 anni che mi chiamano a figlio in coppa a croce. E sta ancora là, e nessuno mi schioppa. O le loro ambiente è forte. E a Luca, ma nessuno mi sente. 2000 anni, e non è cagnato niente. Il peggior virus che l'uomo sia autogenerato sulla terra. L'indifferenza alla cattiveria umana. E sapete a quelli che fanno finta di non vedere e non sapere, e si fanno i fatti loro, e sottostanno alla superbia, alla mafia ed al potere politico. Mentre a mare morono mamme e creature per cercare una sponda sicura, a nata patria mondo, femmine che vengono accese le stesse uomini che hanno partorito. È inconcepibile come una persona sana di mente possa provare odio per religioni, radici, culture e colori diversi, dimenticandosi che queste diversità sono proprio la ricchezza che Dio ha donato loro. Signor, che brutta gente che create. Maria, adesso stai esagerando. Hai perso il senso e il rispetto. No, vada te, che certi cose storte mi firebbre, E sono costretta. Basta. Sappi che non t'ho mandato laggiù per fare né dispetti né giustizia. Il tuo compito è di osservare, redimere, assolvere. Spetta solo a me il compito di fare giustizia. Maria, sono o non sono il padre? Sì, ma tieni i figli in grado però. È vero o no che fanno pure la guerra a nome tuo? Maria, tutto questo non c'è scritto sul copione. E com'è possibile? E che succede? Gesù, oggi sono un battuto. Vabbè, avevo sempre ragione. Comunque, io faccio sempre capo a me, ma ho sempre trovato buono. Cara Chiagnazzara. Ma Chiagnazzara si scrive con 3 Z o con 4? Dice il Mac 4, abbondiamo che la Chiagnazzara sa. Ti scrivo questa seconda lettera anonima perché sono un'amica e che ti vuole bene. Faccio succedere la legge di Dio, la guerra universale. Faccio correre polizia e carabinieri. Sta arrivando a battere a capo una completa e picchio. Don Sandro, dove sta? Avessimo detto buongiorno. Sì, buongiorno donna Rosa. Donna Bianca, accomodatevi. Fate passare l'affare. Chiamiamo Don Sandro. Non c'è sta. Sarà stanotte un appato Ceccarosso e Modestino. Ceccarosso sta morendo. Ho capito, ma non dobbiamo parlare urgentemente. La baronessa qui presente ha scritto una lettera al suo cugino vescovo, il quale può arrivare da un momento all'altro. Madonna, che bella cosa! Il vescovo viene qua in carne ed ossa. Certo. Io non l'ho visto mai un vescovo da vicino, mai. Ma viene a dire la messa di ringraziamento, viene a dire. Ma quale ringraziamento, donna Rosa? Viene a fare un'inchiesta. Ma lo volete capire che qui non c'è stato nessun miracolo della Madonna? Guardate la baronessa, si sente male, si sente. Si sente male la baronessa. Madonna, come mi dispiace. È che stamattina mi sono alzata, sono scivolata e mi stavo spezzando una gamba. Guardate. Quella stamattina si è alzata, è scivolata e sta spuzzando una gamba. Ma quelli forse avevano dato la sera al pavimento, ma non vi mettete paura, donna Bianca? Si mette paura. Ma quale paura? La baronessa è molto preoccupata perché vorrebbe sapere chi ha scritto questa maledetta lettera anonima. Ma che ne viene naturale da sto guazzolo? Lettera anonima. Beh, che dici? Si può sapere che dici questa lettera? Certo, donna Rosa. Già preso, già sai che l'ha già scritto, capito? Dunque, cara Chiagnazzara. Ce l'hanno con me! Verita. Hai ricevuto una grande grazia della Madonna che ha fatto venire alla voce a tua figlia.
Ora, mantieni la promessa che hai fatto, se no passerai in un cofano di guai. Già, non piacete, ah. Mantenete la promessa che avete fatto alla Madonna. Vada! Eh. Una donna fece un voto alla Madonna e non lo mantenne. Ebbene, dopo poco tempo si dovette comprare una stampella perché si paralizzò una gamba. Madonna, mantenete il voto che avete fatto, dai! Non piacete! Donna Rosa, ma vogliamo credere a queste fesserie? No, io sono ignorante, ma a certe cose ci credo, No, Donna Rosa, queste sono tutte fesserie. Ma state zitti un po', ma che ci danno sta papera? Ah, dopo un altro po' buttò via la stampella. Ah, vabbè, guarita. No, Ah, no. ma si comprò una seggia a rotelle perché si paralizzò anche l'altra gamba. Madonna, non piacete, la lettera non è finita ancora. Perciò, cara chiagnazzara, mocca chi te, Muore. eccetera, donna Rosa. Eccetera. Paghi il tuo reb dalla Madonna e guarda te cosce. Ah, mamma mia. Quest'ultima parte, va? Ma ha fatto venire proprio un brivido dentro alle rine. Ma non suonate proprio. Ma quale brividi, donna Rosa? Quale voto? Voi dovete capire che qui non c'è stato nessun miracolo della Madonna. La ragazza semplicemente è stata investita per la seconda volta da un'autovettura che... Amen. Uè, giù la bocca. Ci va a mettere la scuola, se no rimane così. Angelina, qui presente. Giù. Angelina Sì. ha riavuto la voce per un semplice fatto emozionale e la ragazza ne ha coscienza di questa cosa. È vero, Angelina? Credo. Come credo? Già resuscitato che? Ne sei sicura? Sì. Purtroppo non si ricorda di che macchina fosse e nemmeno di chi la guidasse. Ma com'era questa macchina? Era grande? Era piccola? Era verde? Era rosso? Era giallo? Era nero? Come sai sta mai? Che stiamo devo sempre Volete vedere che la Madonna si è ritirata alla grazia? Ma secondo voi, donna Rosa, la Madonna si ritirava la grazia? Sì, che a un certo punto la Madonna si scoccia e dice ma roba mi è già vero. Angelina, ma qua facciamo tutti per il bene di tuo fratello. Dio, mamma, tu sei d'accordo? Mamma, io... Parla! Mamma, no, io non sono d'accordo. Ah, zitta! Tira da lingua in canna! Chi lo passa l'angelo che c'è a me, ne? Donna Rosa, ma la vogliamo finire con queste pagliacciate? Sì, quello è in mano. Ma a me perché mi sono pigliato? Ma se potesse sapere chi è stato, quasi cavoli, ma prende compostare! Ha ragione, sta di riprete. Ma chi è stato chi? O primo manna in miseria! A chi sto mannasse diritto nel calere! Ma chi è stato chi? Chi è potuto te? Modestino! Guarda, ma non tacci proprio niente. E che hai tenuto? Io ho detto sto arrivando a Modestino. Ah, poi sì, non tacci niente, poi se fosse stato in un nuovo dicevo. Sì. Ma c'è Carossa è morto, ne? Niente ancora, ci sta facendo perdere sullo tempo, ci sta facendo perdere. Quando abbiamo dovete credere, ci fosse stati a fare una voce a vogliono a me come minimo, ma mi darà una bella medaglia d'argento. No, d'oro daremo, alla memoria, perché che il primo d'accerere è poco del camerale. Ma che comunità me? Mi dai cantato coppa e spagno, sto prendendo alla coppa. Sono stato tutto questo tempo vicino a nipote. Che non pigliare prima quando muore. Mi sono scucciato, me ne sono venuto. Invece Don Santo è rimasto là in coppa. Ed è giusto, quello deve fare l'ufficio suo, è giusto. Esatto, Don Santo è rimasto in ufficio là in coppa.
Io mi sono venuto perché la verità, io quando vedo che è morto, non so, ci vuole una cosa sullo stomaco che mangia Pure. Sempre. Quando mangiamo? Sempre. A te ti pigli sempre una cosa allo stomaco. Caccia fai. Ma adesso non è il momento. Ci sta la baronessa, Ah no, quando se ne va la baronessa? Ha già preparato un cane e prepara qualcosa pure a te. Sì, ma io qua mangiamo la spartata. Ma che si scende? Ti facevi mangiare insieme un cane a te? Ognuno si suo! Perché c'è questa vita? Perché? Ti fai mai scusa, ti posso evitare un ballonetto che non sono fresco. Ecco una bella mugliera vicino. Povera Cristiano, papà! Meno male che non ti hai sposato, perché? Ma io passavo sto guai, non è modestino. Ma tu sapevi che le belle buone la notte sono scetate? Si va a girare in dolietto. Ma che facevi? E uno con te. Avevo un amore, che non chiacchiere. Uè, modesti! Ma che sta fatto impressione? Uè, che ne sa girare in dolietto. Che fa? Per me? Vabbè. Niente di meno non la capire che sto modesti. Ma tu te l'hai vista la Ma che è una bella cava! Qui non la vita per la forza! Hai decine fantasista cava! Che ne sapete? Che ne sapete? Questa capa è generale. È fantasiosa! Ma porca non è proprio la fantasia! Ma te mi sta comprando? Immagini che mi sta coppola! Ma guardatene poco, guarda! Comunque io mi voglio riposare, va bene? Non mi addormento, mi riposo un po' da garuttato pure. No, non puoi riposare. Perché? Non ti puoi aggiustare. Ma perché? Tu fai la musica. Vai, faccio contrabbasso qua la musica del 5 minuti, suonate. No. Diglielo tu che non posso dire. Vieni a te da sempre. Yam. Sì. Chi sta al lato contrabbasso? E la misa la tromba. Uè, ma che la voglio non va? Angelina, mamma, fai sentire qualcosa, parla! Sì, Uè! La guaglione non parla! Ma no, sei giusto stare alla macchina, giù! Angelina, mamma, io ti vedo con gli occhi rossi, ma non ti senti bene? Uè, ma questo non parla! Non parla. Pulitore che è passato l'angelo ha detto a me. Ma quale angelo, donna Rosa? La ragazza ha appena parlato. Angelina, parla, fai un bel discorso al tuo sindaco, parla, di qualcosa. Parla. Che succede? Guarda stai scappando. La vuoi dire qualche cosa? Parla! Non mi muovi! Chi è che si tiene su tuo brownie, ma pensare, dai una voce! Donna Rosa, la voce dei peperoni delle olive, per cortesia. Ma sì, ma che state dicendo? Che è una bella barboncina che facciamo dicere la canzone delle parole della olivia! Allora facciamola cantare una bella canzoncella e facciamola cantare. Sì, Angelina, canta per mamma tua, canta per mamma tua! Angelica, canta per mamma tua, quella bella canzone che fa fatti mandare dalla mamma a prendere il latte! Niente latte, quale un latte? Che ne sei spezzata? Ambress, mamma, tu con latte. Allora facciamo così, fatti mandare dalla mamma a prendere le banane. Ma quali banane? Niente latte, niente banane. Sei buffato fino in caga e banane. Attacco io. Andiamo. Non viene, si sta pizzando la cucina, non viene! La baronessa, che cazzo! 1, 2, 3. Aspetta un po'! Mamma, io non è che non posso parlare, è che non voglio parlare. Mi viene da piangere. Quanto è bella! E già iniziare con mamma! Beh, adesso non può fottare la pensata! Donna Bianca, calmatevi. Altrimenti Donna Rosa si inventa qualche altro angelo e lo fa venire con il martello in mano. Ah no, basta, ma già scucciato proprio! Istinti che sei là con me, c'è là, Solo perché non l'ho votato, sei là con me, mi va anche qui! E dico solo preghiere, non voglio sentire proprio più, solo preghiere. E che preghiere diciamo questo? Che ne Non vi preoccupate, requie e pace, requie e E pace. poi passo di re! Eterno riposo. Eterno riposo. Donna Bianca, lasciatela stare. Pensate a vostra figlia Angelina.
Angelina, mamma, scusami se prima sono stata un po' scardata con te. Però mamma, tu mi pare che parti giù perché ella! Per Ninetta? Ma quale Ninetta? Per lui è Kella! Mamma, ti ricordo che è la signorina quella. Mo, te non creatura. Ma voi la sentite? Oh, ma cacciate che la piazza lei! Allora qui sta il fatto. Forse dovevo tenere un bambino pure io. Ma Celeste Sellitti, il bambino non se l'ha. E non può prospeppia! Celeste Sellitti si sposa con tanto di nero bianco. Pure è stato fatto. Sì, ma a volte anche il bianco può macchiare. Questo sfumatore. Angelina, mamma, tu mi fai di qualche cosa! Chiedi scusa a Celeste! Mamma, per favore! Uè, ma dove vai? A prendere una boccata d'aria. Madonna, mi sento male, aiutatemi! Ma Natalia! Un corpo d'olio. Della ceto. Non me la fa. Un corpo d'olio me la fito. Dovete fare un'insalata? No, non li ho senti, sto morendo! Non me! Non me la fa. Acqua. Ma fa cappare, ci vuole zero! No, deve bere. Bene, mi sgela, su bevacca un cacciacca, però! Andiamo a pigliare l'acqua a paruletta! Donna Bianca, state tranquilla. Lo so, voi siete molto preoccupata. Tutta colpa di questa lettera anonima. Mannaggia quel diavolo, la sua coda e le sue corna. Ehi, a chi serve le corna, Uè, non scherzare, non bazziando. No, perché ci sono i caga, tengo centenario i corni. Si allude al bestiame che commercia e che sia chiaro? Mucco, capro, buo, i gambe in coppa e corno in mezzo al corpo. Ma corno mai, Uè, se mi volete sapere che seduce qua. Questo lo dovete dire voi che venite da fuori. Buongiorno a tutti! Oh, avvocato! Mo ti sente buono, donna Bianca. Che eleganza, che eleganza! Allora, novità? Novità? Sto paese arrotolato, sono cose pazze. Ognuno che tiene qualcosa spera di sotto un'automobile. Lo vuoi tu? Hai già incontrato a Toro Zuop? Hai detto, se la Maronna mi facessi sotto un'automobile, perlomeno sa cominciare a sacco. Donna Bianca, già dici una cosa. Vedi? Oggi visto quella specie di baroncino. Che maestrina, ma no! Nerone! Chiamato Nerone quell'assassino! Uè! Era Nerone che ha ucciso la madre! Era Nerone no, che non sape mai niente! Ma chi? Peppo Nero? Peppo Nero! Amore di che la mamma è Peppo Nero, un muretto codito. Uè, ignorante, qua stanno parlando di Mitotò lo Giulia. Sta cazzo di matematica, va. Va bene, perdonatemi, io esco qua fuori e ho già raccontato come stanno i fatti agli amici nostri. E tu vieni con me, vieni. Uè, no, dammi sta vecchia sciacca, su, E informatevi bene, caro Renato. Tutto il paese è convinto del miracolo dopo la profezia di Don Santo. La ragazza, prima o poi, riavrà la voce. Noi non possiamo passare per miscredenti, altrimenti, caro avvocato, perderemo un sacco di voti alle elezioni. Cari amici miei, noi siamo il sale di questa terra e quindi bisogna svegliarsi! E chi dorme sono svegli, Moresti, e tu che ci azzecco con tutta questa storia, dormi, non ti preoccupare, dormi. Ma ci sono io, che non sono il sale, sono il pepe della terra, quello che pizzica in certi posti. E dà la sveglia a chi dorme. Sveglia! E noi ci capiamo che campano foto a cui siamo faccio mezz'ora su. Avvocato, dovete capire che stessi i nostri voti, voi la giunta comunale la fate col cavolo! Io voglio aiutare solo Donna Bianca a uscire dalla manovra ordita a suo danno. È arrivato per me, sono. Silenzio! Avvocato, parla! Dunque, C'è. come stavo dicendo... Sindaca! Ma che c'è avuto? Allora pigliare l'acqua a baronessa! Passano da me! A Gesù tutto che c'è carrozza è morta! Povera donna! Povera donna, che bella cristiana che è! Ma ve la ricordate come Oh, era ma bella? come? Alta, rossa! Rosse, ma ne famiglia rosse!
Povera donna. Povera donna. Ma voi mi ricordate una colonna, La colonna era molto alta, è vero. Ma come chi? Una colonna che l'ha da morire. È una culletta che è stata ristaccata. Mia. Franco, quando è brutto, fare qualunque, pure quanto bello. Sindaca, facciamo una cosa. Invitate tutti quanti a fare una preghiera perché la povera Ceccarossi. Sicuramente, signori, per cortesia, diciamo una preghiera per Ceccarossi che è appena deceduto. Certamente. Naturalmente. Degnamente. In nome del Padre, Del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Eterno riposo, dall'allora, Signore, risplende a te, la luce perfetta, riposo, amen. Eterno riposo, dall'allora, Signore, risplende a te, la luce perfetta, riposo, amen. Eterno E sto dormendo, mica sto morto! Che aspetta appena detto come si passa morto! ma che stai dicendo? Ceccarossi è morto. Assa fa maronna! Me lo dovete scusare, che si trucca, mi Ah, mi è passato su, non è da me padre del figlio. Andiamo bella. Avvocata, riprendete il discorso. Modesti, mo adesso con lo vai tu cappello. Io faccio che patanelli, che le saporite. Io faccio. E maccetta. A gentile richiesta, avvocato, facite a sta zazzà, stiamo facendo pure piazza. Niente a fare. Silenzio. Io faccio. Ciccio formaggio. Ma signori, ma da sete! Ma qual è cazzetta qua? Questa è una ringa ciceroniana. Ma che te la molli in due bracci? Non capisci quando va a pagare? Te mai mangiato il riga che scissere tu? No, non me la sai mangiare. Manchi. Allora, io Ma che faccio. volete fare? Questa è una mezz'ora avete fatto solo schifo, avvocato. Andiamo bella. Io faccio una semplice domanda. Come fu formulato il voto di Donna Bianca? Voi eravate presenti? Ha forse detto farò sposare la maestrina da mio figlio Andrea? Ah, vabbè, sa, ci sti fa. Il riferimento era implicito, avvocato. Non Niente capite affatto. nulla. Ha detto farò sposare la maestrina. Ha detto farò dare il nome al bambino. Certo, farò dare il nome al bambino, Sì. ma non ha detto da mio figlio Andrea. È vero, mio figlio Andrea non l'ho mai nominato. Basterò trovare un minorata miei casi 4 montagnari, che sta, c'è uno scema. Che ne se ne trova una mattuna, una paurura. Certo. Cacciamo la cusarella sorda. Il miracolo non viene affatto negato. Il voto è mantenuto e ballammo tra luce e vino. Sì, sono d'accordo con l'avvocato. A sta maestra ci vogliono pure una bella dote. Ci vuole una bella casarella, ma che faccio sto marito che sa figlia? Infatti, questo marito non è detto che debba essere per forza un minorato. Potrebbe essere, che so, uno come Modestino. Modestino. Sì, Modestino, ma tutto sommato è un simpaticone. Grazie! Che bella cosa! E poi come si dice? Un montagnare che sta vestito per bene fa una figura propria. Sì. Come si dice, donna Ro? Gli è stato a cioccone che mi pare un parone. Sì, signora baronessa! Ma io volevo sapere una cosa, questa dote, questa casetta, no? No, perché vi spiego subito. Io sono sacrestano e mi posso sposare. Quelli sono i preti che non si possono sposare. Lo sa, Modestino, Ma questo lo so, La casa delle io cose. baronessa. Bella e bella casa.
È un bello terrazzo poi! Madonna, un bello terrazzo. Adesso lo dovete scusare, donna Bianca. Chi le sa di accuccare? Visto prima se stava turmando la paseggia? Vabbè, è passato su. No, è meglio che te la ripassare. Vabbè, allora Barone mi fate sapere se Come ti faccio sapere tutto? Sì, sì. Grazie. Andiamo, attacco. No, la vita fa così. Ah, no? Ma c'avevo dei fatti miei perché a la sorella dentro un terrazzo lui. Perché io so ci sono tipo che veramente si mi sposi. Io scaro non può finire figlie. E stai 7 kg e mezzo, ti capito no? Tu fai una cosa solo, Modestino. Già fatto. Gli ha tirato e ti ha scaricato su. Va! Poi siete gelosi. Geloso. Quella capo che penso geloso. Caro avvocato, ma voi pensate che dopo la maestrina accetti tutto questo? Ma noi che ce ne importa? Quando lei che non accetta, ce ne laviamo le mani. Avvocato, ma lei è un genio! E che c'è una vecchia, no? Aia! La gamba, ma che... Ma la grossa, la vostra maledetta terra! Oh no, non è grossa, mi mette paura! Io ci credo a certe cose, Maronna. Quell'altra è stato seguito, quella maledetta maestrina. È vero, figlio mio è un guaccione, che me l'ha cresciuto con l'uvetta e con biscotto. E poi che fa? Fanno Lucrezia a forza e me la roba! Maronna. E vado in mamma che brutta razza che siete. Niente di meno che suo figlio resta una curtullata una. Che lei è capace di ricevere che lui delinquente ha dato una panzata un coppo curtiello, no figlio mio. Mamma mia. No, donna Rosa, questo non lo potete proprio dire. Uè, alla, Natalla, a carutiere bene, va. Donna Rosa, Uè. noi ti sentiamo la... Donna Rosa, noi ti sentiamo la coscienza perfettamente a posto e pulito. E me che vorresti fare? Donna Rosa. Quelli troppo sotto. Donna Rosa, io se mi dimentico chi sono, posso arrivare anche alle mani. Ehi sì, ma ricordi chi era? Ti faccio scudosa, porruppa. Basta, mi sento male, aiutatemi! E me lo dà a terra che? Calmatevi! Sono io! Desidera quando devo morire! No, che se non lo può mettere proprio. Aia il braccio! Paralisi progressiva! Donna Bianca, fate le corna! Questo qua! Oh, papà sta a Roma! E lo vescovo sta a casa vostra, donna Bianca! Sta arrivando il vescovo! Sì, e va trovando a voi, e come si sta incazzando? René! E come si sta ostinando? Cosa? E come si sta urlando e sbattendo in capo un anno? Renato, arrabbiando. E perché scusa, ricorda? Tu sei un ignorante. Che dici? Rena, tu parli di me! Allora andiamo! Lascia! Che sia un raccio che mi fa male! Donna Bianca, non mi dovete a sette fidette. Quella, la Madonna, sempre sia lodata, non manda guai a nessuno. La Madonna, sempre sia lodata, sa sempre quello che fa. Vero. La Madonna! Sempre sia lodata, sa troppo buono che le fa! E come un po' bene! Quelle sono le bestemmie di sette fidette come voi. Fidetta! Vai via! Sei voluto proprio! Maronna! State chiamando il santo, il mobile, Modestino! Modestino, non dai, si chiama tua vestendo! Amore di Dio, ci trasto, che fai schifo! Amore di Dio, puoi venire! Donna Rosa, ho visto che c'era tutta quella gente, stiamo entrando dalla porta del giardino. Hai fatto buono, vuoi venire? Tu devi stare attaccare, non ti preoccupare, ci penso io! O prima che parliamo mancia, sì! Siamo dato Un cane è venuto, Don Sandro! Vi devo dare una notizia grandissima! Che notizia? Sono venuti tutti quanti qua, quelli, i membri della circonvallazione! I membri? Quelli della circonvallazione! E che sono? La baronessa, il sindaco, l'assessore, tutto quanto il cassetto! Madonna Rosa, Sì. quante volte ti devo dire che quelli sono i membri dell'associazione A delinquere. Ma cosa mi fate dire? Allora, che sono venuto a Sono fare? venuto qua a portare un bel messaggio, chiatto grosso, un messaggione grandissimo. Chiatto grosso, sì, un messaggio. sono venuto a dire Sono venuti i membri dell'associazione. Sono venuti a dire. Sono venuto a dire. Donna Rosa, Allora, per cortesia, che fa?
Non tenevo troppo puzzolare come la scordata. Come? Deve venire quello là. Che deve? Quello lì. Allora, Donna Rosa, guardatemi, Sì, piano piano. sì. Allora, sono Sì. venuti a dire che deve venire... Cappola rossa! Quelli che sta la cupolella rossa a catenato viola, non lo so. Aspettate, ma è il vescovo? No, ma da passare uaia! Ma non in sé la baronessa! Madonna, Donna Rosa, sentite mano poco a me. Sì. Ora che sta venendo il vescovo, no? Facetemi un bello caffè alla parte rinda che a me mi è pigliata una cosa stomaco. Avete ragione. Però proprio che sta venendo il vescovo, sistemiamo un po' questa Sistemiamo casa, la perché qua sinceramente non si capisce proprio Ninè, niente. io mo entro dentro, mo Non ti muovere, sistemiamo come lo pesce. Tu muovere, un mamma mia. Tu e sto venendo a cru. Si viene a baronessa fuori da una parte. Mi chiama a me, non ti preoccupare. Va bene? Siamo scena a parte rinda, Donna Sì. Rosa. Ciao ciao! Ci vediamo Ninè, ti raccomando. Andiamo, non sa! Piano, pesce. Nananino, questo bimbo a chi lo do? Glielo do all'uomo nero. Petit espace, one petite trace, one petite maladresse, jusque tu détestes. Je prends ma petite place, one trait de larmes j'efface. Le souvenir terrestre qui traîne ma veste, bambina, tout me manque, les photos qui me hantent sont des parfums lourds, je ne vais plus. Bambina, rien qu'un petit espace, one petite trace. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Uè, Modestino, avete vestito per andare a una festa? No. Siccome sta arrivato il vescovo, tutto il paese sta in festa e mi sono dato una ripulitina anch'io. Mamma mia, ma che forza! Avete visto che forza? Ah, che forza che tengo! Sono più giovane! Ce la faccio! Avete visto? Dai! Mamma mia! Basta poi, Niente, sto pensando a quanto è stata lusingatrice quella donna bianca. Quella mi ha calunniato, quella ha detto che sono un bell'uomo, un simpaticone. È mica una calunnia, Modestino. Io l'ho sempre pensato che Sì. voi quando eravate giovani dovevate proprio piacere. Ah, quando ero giovane. Perché posso picchiare? No, di mezza età. Ah, di mezza età, Quando è bellino. Posso accarezzare un po' che bambino? Modestino. Quando è bellino. Bello! Piange. Guardatemi, dovete credere. Tengo proprio una passione per i bambini. Avete proprio
Paterno, sì. Posso prendere un po' la sedia così vi siete vicino a voi, parliamo un po'? Modestino. Grazie, grazie, grazie. Mamma mia. No, ma però la prossima volta non mi chiamate più Modestino, chiamatemi semplicemente Destino. Va bene. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Io sapete in voi cosa ho sempre visto, Modestino? Sì, che cosa, che cosa? In voi un padre e in Donna Rosa una madre. Ah, ma padre del bambino? No, padre mio. Oh. Altrimenti dicevo nonno, no? Ah, si viene a casa da mano. Vabbè. Comunque, signorina Ninetta, vi volevo dire una cosa. Signorina Ninetta. Dite, Modestino. Signorina Ninetta. Ninetta. Dite, Modestino. Ah, allora ci senti? Ah, Ninetta, vi volevo dire. Ninetta. Dite, Modestino, vi ho detto dite. Accomodi che tu stai facendo. Vi volevo dire che non solo le galline vecchie, Non solo le galline vecchie. anche i galli vecchi fanno un buon brodo. Oh nonna mia, ma stu creatura che anni sei? Ma quello è piccolo. Ma è piccolo e scostumato. È normale, lui sta parlando che si mette a chiamare, ma che ne fa? Non può capire perché è troppo piccolo. Ah, non può capire. Ma è un poco microcefalo, voglio. Ma perché? Voi avete detto non può capire. No, è piccolo, per questo non capisce. Ah, no, non capisce, ci capite che quello è piccolino, giustamente. Ma come si chiama? Gerardo. Ah, gelato, che gusto è? No, Gerardo. Ah, Gerardo, gelato, avevo capito. Gerardo? Gerardo! Signori, sto parlando con l'uomo, perché rispondete voi? Quello è piccolo, non può rispondere, Modestino. Ma questo non risponde, che si danno sul papà, sto credo. Sì. Ah, comunque vi volevo dire, lo sapete perché io non vi sono sposato? Non vi siete sposati? Lo volete sapere perché? No. No, come no? E si ricordi come facete a sapere? Perché ho fatto un voto! Un voto? Sì, a che la bella Maronna fa sta zitta a chi? Ho fatto un voto, quello di sposarmi una ragazza madre. E vi disse di no? Che non è microcefalo, voglio, perché è la mamma che esce, perché dico ma come ma che tu capisci? Io vi volevo dire, allora... Ninetta! Non so che già venuto. Aspetta. Modestino vi dispiace? Vai un po' col nonno, vai È un po' con noi, capito? Ha buttato un culo, finito e morte va, ma c'ha capulo nonna. Gelato al cioccolato, gelato, a fame che si tiene fame. Tiene fame. E chissà come sarà. Va bene, prendo Ninetta, parlo con Marchesa. Baroncino, io sono il baroncino Andrea, grazie. Bravo. E poi tu usciamo che si prezzo. Non preoccupare. Va bene, ja. Mentre Ninetta parla con Andrea, Modestino si arrecrea. Voglio Luciano, io ti faccio sapere come sa e poi dopo dopo. Ma poi, non già. Da fa rosso. Voglio, tu hai venuto che c'hai? Perché non hai niente, no? Mamma è sempre più ostinata. Prima era una pietra, adesso è diventata di ferro. Già, tua madre è una pietra, ma tu sei proprio di paglia! Ah, Ninetta, ma tu mi disprezzi fino a questo punto? Io ti disprezzo! Sì che mi disprezzi! Mannaggia, non è possibile. Voi smettetela che questa è sempre la casa di un sacerdote. Era la casa di un sacerdote. Ora è diventata un posto per gli innamorati. Scusate padre, scusate. Ma Modestino dove sta? Modestino, ma cosa stai facendo? Che sto dando il latte al bambino. Bravo Modestino, ma tu sei... Guarda, veramente stai facendo progressi, non eh? piaci, dai. Non devo latte. Allora, stavo dicendo... Che sta facendo?
Madonna Santa, ma che sì, del latte nell'occhio del bambino! Ma Madonna, ma che sei un po' qua fuori, non fa niente, non mi dice niente. Non sono abituato, sto facendo pochi allenamenti, non mi dice niente. Ma poi Modestino, ma chi dava studio stamattina? No, non sai, chi va per studio, siccome sta arrivando il vescovo, ci visto che tutto il paese sta in festa, ci mi sono dato una ripulitina pure io, ci devo mettere un bello vestito con quello pure io. Ho capito, allora significa che vado da solo, è chiaro? Andiamo, Sta mangiando, sì? Chi sta mangiando? Che è una fame in guacciotte, quello perciò piaceva. Che lo sapete. E vabbè, Modesti, vado da solo, è chiaro? Padre? Sì? Una domanda. Dimmi. Padre, ma si può avere antipatia per la propria madre? Figliola, ma cosa stai dicendo? Secondo me tu stai succhiando miele come se fosse veleno. Ed io per questo ti dico, non succhiare! Ma quella è diabolica! Ma ti vorrà bene a modo suo. Oltretutto è sempre tua madre, è sempre colei che ti ha dato il latte. Padre, prima mi dava il latte, ma adesso mi dà solo il veleno amaro. E tu non succhiare! Ma come voi aveste maledetto? Padre, io le do un brutto dispiacere. Sì. Io me ne vado da questo paese e non torno più. E cosa risolvi, figliolo caro? Cosa risolvi? Che tu vai a che vai a là. Che tu vai a là e a qua. A che e a là, ma che risolvi? Ricordati che l'occhio di Dio ti segue ovunque. Ma fatelo come hai fatto tu! Padre, io vi do un brutto dispiacere. Io faccio qualche sciocchezza, padre. Fermati, cosa vuoi fare? Che questo è perciò dei veleni. Allora tua madre ti sta dando del veleno e io ti ribadisco un'altra volta, non succhiare! Ecco. Modestino! Non sa che la nottata stanotte mi è venuto un po' che tu. Modestino, ma quanto è durata sta nottata, voglio capire. Avete la tosse e avete il mio figlio in braccio. E me l'avete dato voi, io l'avevo qui da me. L'ha secchiato proprio tu. Chi su qua sei mi tu vorrei una zuccarola, Una zuccarola? zuccarola. Vabbè, Modestino, dai. Ora dobbiamo andare. No, Tonza, non mi dice niente, ma già fa 10 minuti solo. 10 minuti solo. Già 10 minuti. Tonza, facete una cosa, vi d'acqua. Guardate a bottare le spalle al cavrito. Caccia tanto. Una botta a bottarella, Gesù, Modestino, e per quale motivo? Già fa un ruttino, Ma Modestino in casa di un prete, ma che sei impazzito? Vabbè, poi se un ruttino l'aveva fuoco, creatura, ci faceva l'applauso. Tonza, non mi dice niente, ma già fa 10 minuti solo. Guardate là, 10 minuti solo. Ma è una cosa incredibile. E voi smettetela di topare. Che qua se viene la baronessa succede il finimondo. No, padre, no. Prego, Linetta. Padre, io questa volta l'affronto. Sì, io l'affronto. Perché io sono stanco di avere sempre paura. Basta, padre, io l'affronto. E l'affrontiamo insieme. Sì, padre, io l'affronto. O con Linetta o con nessuno. È il dilemma a due corna. Mi sto qua. E lo vescovo sta venendo appresso a me. Lo sapevo. Sta entrando la baronessa e il sindaco. Mamma, vieni. Scappiamo dal giardino, vieni. E questo è il guaio. Io non tengo nome un bambino, io tengo 2 bambini. E la prossima volta portate 2 bottiglielle a Modestino, che uno non fa niente. Pax et bonum, pax vobiscum. Padre, è venuto il gatto con gatto su tutto. Oh, Madonna. Ma quale tax, che quello il vescovo parla latino. Ah, parlo un latrino, l'eccellenza. Eccellenza, attenzione, qui si può cadere. Eccellenza, pace a voi. Noi forse non la meritiamo. Don Sandro, vi chiamate così, vero? Sì, eccellenza, mi chiamo proprio Don Sandro. Ma dico piuttosto, accomodatevi. Diamo una sedere. Veloce. Padre, ha lavato padrone casa. Padrone casa. Sta facendo uno stretto a cadere. Non importa, lasciate. In piedi. Voi tutti sapete quale motivo di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire fin qua stasera. Sì, eccellenza, lo sappiamo. E come se lo sappiamo? Per prima cosa devo muovere un asperrimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio. Eccellenza. Cugina, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna, un peccato grave. Qual è la ragazza? Tu non devi lasciare in mano, ma... Figlia mia, questa tenera pecorella è capitata fra un branco di lupi. Ma non come l'ha detto bene, lupi. Il Signore abbia pietà di te, come io ti accolgo nel mio cuore paterno.
Eccellenza, noi volevamo... Silenzio per favore. A poco, sì. Eccellenzio Vigneto, perdono, se ho sbagliato. Lasciate, vi dispenso dal baciarmi le mani. Chi sta sul premio dov'era? Non a me dovete chiedere il perdono. Il perdono è di Dio. Io sono veramente indignato. Mi sta facendo arrabbiare. Eccellenza, permettetemi di insistere. Pascalo, perdono. Aia, che Donna dolore. Bianca, che succede? Accomodate. Aia. Eccellenza, mi presento. Io sono il sindaco di questo povero paese, Vittorio Scardacchione. Chi è stato? È chiusa. E sarà stata la finestra che è stata sbattuta fuori. Noi siamo... A cupatura. Sì, l'avete detto già 3 volte. Pensavo che in tanta confusione non avevate sentito, eccellenza. Provvedete piuttosto a sistemare le strade di questo paese. Per venire qua su mi è venuto il mal di macchina. Avete ragione, eccellenza, ma sono anni che mi batto contro questo spinoso problema. Però, eccellenza, ho già risolto il problema della spazzatura. È vero, eccellenza, sono testimone. Per quanto riguarda la monnezza, l'amministrazione ha numero 1. Noi paghiamo sempre bollette, con scadenza agosto a settembre, e tutto il resto non funziona. Eccellenza, per sistemare queste strade ci vogliono purtroppo tanti soldi che la cassa comunale non ha purtroppo. Non ha fornito tutto sti denaro. Però, eccellenza, stiamo organizzando dei festeggiamenti con luminari, cantanti di piazze e bancarelle. Hai visto la monnezza? Festeggiamenti per questo miracolo, come ben ho capito, voi ammettete. Ma chi ha detto questo? Chi ha parlato di miracolo? Niente, qua non c'è stato mai nessun miracolo. Nemmeno l'improvvisa guarigione di Angelina giustifica l'uso della parola miracolo. Eccellenza, allora io sono sciolto dal voto fatto alla Santa Vergine. Certamente. Che Dio vi benedica. Ma che si sta facendo? Chi si sta cagnando il cattedrale? Non ci capite niente più. Dovere umano di vostro figlio sarebbe quello di condurre all'altare la ragazza che ha violato. Dove brisci io? Ma ognuno è padrone di sedersi sulla botola dell'inferno. Noi possiamo deplorare, pregare, piangere per loro, ma non possiamo cambiare le loro scelte con delle bugie, figuriamoci con delle frodi. Bravo, ha ragione. Eccellenza. Lasciatemi parlare. Se voi, come avete detto, volete propiziare un matrimonio di riparazione a questa giovane smarrita, sarà un atto di generosità, finalmente degno di voi, del vostro nome e della vostra famiglia. Ma non vi corre nessun obbligo a farlo. Ma io non sto capendo niente più, ma che si carte il cattedrale? Io non capisco niente più. Siete d'accordo? No, no. Sì. Siete d'accordo? No. D'accordo, no. Sì, eccellenza. Qui non c'è stato mai nessun miracolo. Eccellenza! E lo trasferimento di figli miei. Il trasferimento di vostro figlio da Torino fu ottenuto per l'interessamento di Don Sandro presso un influente e caritatevole prelato. E il nipote mio, che non fosse più bocciato alla scuola. Vostro nipote non fu promosso per grazia della Santa Vergine, ma solo perché raccomandato da Don Sandro all'insegnante che conosceva. Vabbè. Eccellenza! Che sono 2 anni? Che sto cercando? Ah, non sei Madonna! E mi fa fare poco più Ma niente! Maronna, Titi! E la tenugione a razzi la Maronna! E ne ha profezia Don Santo! E non ci va! Non sarto! Ma mi fa cosa non vestita? No, me ne fa cosa la bocca! Aia la mano! Eccellenza! Io l'avevo pigliato per Maronna! Eccellenza! Ma io vincete pure la lotteria del Sacro Cuore! Avevo bisogno dei denari! E lo Santommo mi dicette: pigliate un numero della lotteria
e vedi che la Madonna ti farà vincere. Eccellenza, indovinate che numero ha scelto? Il numero 13. E voi come lo sapete? Sì, signore, proprio il numero 13, il numero mio. Sì, ho trovato in sacrestia il panierino di quella vostra lotteria. Dentro 90 numeri, tutti 13. Maronna, che imbroglione! Mi fece sesso, mi fece! Lo miracolo! Ah, Madonna! Tutte fesserie! Finalmente posso fare la moglie! Ha già sfugato tutta la retrata, ha già sfugato! Ah, venuta si sfugò! A dove siamo arrivati? Bugiardo! Io guarda combinato! Bruglione! Ma sbriciolando tutto che è una cosa manca a te! Ma non piaccia pulizia! Eccellenza, io chiedo il permesso di allontanarmi, capirete? Non sento tanto buono. Capisco, che dire, come fratello io vi chiedo scusa, ma come vescovo vi metto alla gogna. Sai, Nine, andiamo un giro, che a due peccatrici come a noi, non possono stare in mezzo a sta cuppatura e gente onesta. Lo Atavella che sta scarpa, che state facendo i calla. Lo Atavella. Ma me la te lo faccio a qualcuno però! Ma chi è questa donna? Il cane di Don Fame. Ma sono per la mozza però! Non ti mettere paura, non la faccio niente, c'ho prima roba. Però non tornesci qua, non tornesci qua. Va. Eccellenza, io chiedo il permesso di confessarmi. Ora. Eccellenza, amore, dimagrita a me. Smetta poi sfogliare. Eccellenza, ritornando a noi. Io chiedo il permesso di confessarmi, capirete? Non mi sento tanto buono e mi voglio proprio confessare. Ma qui? Sì, eccellenza, qua perché io in realtà ho da dirvi dei pensieri, delle idee peccaminose, eccellenza. Io se no esco pazza. Vi prego, lasciateci solo con lui. Certamente, cari signori, tutti ingegneri per cortesia. Eccellenza, devo dire una cosa. Lei oggi ci ha portato una luce radiosa. Ma non è chiaro, sempre gli discorsi ma fa, capito? Parla Sandro, dimmi qual è il pensiero peccaminoso che ti passa per la testa. Che tu sei un grande disgraziato ipocrita. Ma che dici? Bada che io... No, tu non fai proprio niente, perché questa è confessione e non puoi trasgredire il segreto della confessione. Quindi io per questo ne approfitto per dirti che tu non vali niente, né come uomo e né come vescovo. Ma come osi? Tutti i cardinali che vescovi che ho conosciuto finora sono veramente degni di essere baciati le mani. E non le bacio solamente le mani, ma perfino i piedi. Ma a te no. A te no, perché in realtà ti ci vedo nudo. Basta! Non ho finito ancora, mi sta a sentire. Sì, è vero, tutto quello che dici tu. Io ho fatto credere cose non vere ai paesani. Ho inventato dei miracoli, delle grazie. Ma che se sono povera gente, sono contadini. Ogni tanto devono pur vedere un miracolo, altrimenti la fede se ne va. E tu invece sei venuto qua a fare un'ingiustizia sommare contro la menzogna a fin di bene. Ma la Chiesa non può vivere sull'inganno e sulle bugie. Sì, è vero, ok, tutto quello che dici tu, ma io ho portato la pace in molte famiglie. E tu invece sei venuto qua a scagliarti contro una povera ragazza, un bambino innocente. Ed è per questo che hai commesso un peccato gravissimo e io non ti assolvo. Sono io che non ti assolvo. Ma non mi importa, perché la verità, ma c'ho la sua scarpa stretta, aprita, e la chiamano... Dove la butti? La chiamano... Ah, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È assurdo! Dove vai? Vieni qua! Ma che schifo di qua non c'è rispetto per uno che sta dormendo da campa un po'! Maestà! Eminenza! Eccellenza! Tu chi sei? Io sono il sacrestano! Eccellenza, che è successo? Eccellenza, è gridata! Io
ho visto quasi correre e scappare. Macchia, Zan, e allora non stiamo pure. Teneva pure un piede scalzo. E che le vedo sfillato, che diceva c'è male le gambe. Aspetta, ma che stai a scappare, Zan? Ma sarà successo qualche cosa? Chi ha sapere che è successo? Permettete, Sant'Andro! Eccellenza, ma vi sentite bene? Eccellenza, ma cos'è stato? Sì, ho dovuto dirgli parole molto cattive, autoritarie, pesanti. Ho fatto valere la mia posizione illustre di uomo di potere celeste. Una salutare tiratina d'orecchie. Giustissimo, eccellenza. Ma ora sapete, i miei doveri della mia missione religiosa mi attendono. Il mio autista si sarà addormentato. Cara cugina. Eccellenza. Prego, eccellenza, vi porto io la macchina. Grazie, assessore. No, eccellenza, sindaco Vittorio Scardacchione. Scardacchione, cari amici, che dire, la pace sia con voi. E col tuo spirito? Donna Bianca! La verità e la giustizia come sempre hanno trionfato. Bravo, avvocato! La verità e la giustizia, come sempre. Hanno trionfato, hai detto già l'avvocato. Togliali, mannaggia. Di dolci, va bene? Festeggiamo? Tutti a casa di nonna Bianca. Ma che dici? Noi dobbiamo aspettare Don Zan, noi dobbiamo fare la pace. Sì, davvero, d'altronde è sempre il nostro parroco. E allora, forza, festeggiamo. Vado a prendere i bicchieri, forza. Sturiamo. Però questo trionfalismo a casa di un Sandro mi pare un po' esagerato. Comunque. 1, 2, 3. Sarà il vescovo che sta passando e tutti applaudono. Ma mi pare un po' che esagerato. Ma tu chi a potere? L'abbiamo visto allora! È asciutto pazzo! Pazzo, che sguardo! Ma perché che sta facendo? Sta spiegando a noi? Sta spiegando faccia a qualcuno? Stai a mano, ma che sta facendo? Sta lasciando per mezzo via tutto quanto! Sorma e camorra! E che maleduce! Secondo me è una solita camorra. Tutto può essere! Ma quando mai? Avrà detto Sodoma e Gomorra. Sindaco, ma chi sono? Renà, sono le due città che furono distrutte da Dio. Ma tu sei proprio ignorante, Renà. Vieni dal sindaco tuo, vieni a pigliare lezione, vieni. Assessore, che l'hai peccato su assato. Chi le sta scurnando a tutto il paese, sta scurnando. Sta facendo per mezzo via, peccato che la gente dice in confessione. Non sta luccando a tutto quanto per mezzo via! Per forza! Parecchi da un previte o posto più pericoloso. Chiunque va vicino, ce l'ha tutto un quel linguaggio che ha combinato tutto coso. Sì, ma questo non lo può fare! Un prete non può impazzire! Ha ragione, Andate a chiedere un permesso al padre. Sì, devo fare qualcosa, forza! E io che ne so, chiudiamo le porte. Perché? Che ne so, possono venire dei pazzi con dei martelli in mano. Non vi preoccupate, non avete paura. No. Io l'ho sempre chiamato il piccolo Robespierre di Pietrascura. E chi era che sta facendo per delinquente? Ma quale delinquente, donna Rosa? Era un grande uomo della storia francese. E perché ho detto questo, donna Rosa? Perché? Perché ho sempre desiderato che la piazza del nostro paese si potesse chiamare Vittorio Scamuccione! Sindaco, per quello che ho sentito là fuori, caretta Don Zan, cui manca giù la targhetta fuori la porta, udito mezzo! Ma perché hai detto qualcosa di me? Calma, Ha detto il sindaco Vittorio Scamuccione! Zitta, per carità, che la confessione è sacrosanta, donna Rosa!
Calmi signori, calmi, non perdiamo la Ha calma! ragione l'avvocato, non perdiamo la calma. Calma, avvocato. Ridacca, fumate una sigaretta. Io personalmente non ho nulla da temere. Ma questo è vuoto! È vuoto! Di questo qua non mi si fumare, non lo so, mi vanno a ciamare. Pure le cattà! Pure le cattà. Non esiste. Io vado qua fuori e paga prego si dice. Ma che dice, state qua, deve essere vattene all'affare, state qua! No, tu non veni. Amore di, lei ma che a te faccio, devi stare una parolaccia. E ma che faccio? Già vattene a un prezzo. Ma ce l'ho, io tengo corno a centenario. Campo a mese e corno. Ma corno no, A centenario! Se ho indiso bene quello che ha detto Don Sandro, chi sto non sapevo puntare! Donna Rosa! Quante corna vi ha contato Don Sandro? A che ora c'è il treno per Foggia? Fra mezz'ora! Mi sono ricordata una cosa! Devo partire per Foggia! Sta morendo mia madre! Così niente, Modestino, scusate, fa solo un capo fuoco! Mamma mia! Calmatevi, non temete, non siamo di cristallo. E state accorto che mo se rompo tutta la cristalleria! Modestino? No, non c'è, dallo qua perché sono proprio su. Ah, mi dai domani! La seconda porta a destra! Stai mettendo manifesti? Donna Bianca, scusatevi, devo semplicemente lavarmi le mani. Ma che me ne fa un tornare in mano dopo? Questi pensieri per te in capo! Io vi avverto, vi do solo 5 minuti e poi mi sento male. Ma signore, si sente male come allarme, si sente male! Dovrò leggere! La vado per sta preda con posto. Sì! Ma è me? È me, no, riga? Sì! Ora avrà detto qualcosa. Idee! State fermo che... Idee a te! No, state fermo che... Converso! Aspetta! Modestino! No, aspettate! Io ve lo giuro, io l'ho fatto 3 volte, massimo 3 volte, ma io la carne non l'ho mai... Ma che significa questa carne? Donna Bianca, la carne, non l'ho mai toccato. Qualche volta quando Donna Rosa si stava spogliando, ha fatto la spia dopo grazie, non tu che stai tutto che stai a me? A te. Tu mi hai guardato a me? No. Vieni la che. Vieni la che. Ma che figlia ma A chi? Ce l'ha Modestino! Ah, pensavo ce l'avessero con me. È così che dai una con i pacchio! Oh, satellitino, ma che mi sono Ma che dici? Ma che è tutto questo temposista? Io non ho nulla da temere, io non mi sono mai confessato, mica sono uno stupido! Non ti sei mai confessato, ma io sì! E come potevo confessare i peccati miei senza confessare i tuoi nomi? Certi peccati si fanno in due! Tu e l'avvocata? Sì. Brutta maiala, una sporcazzona! Per scandalizzare me le corrette! Cleopatra! Come mi permettete? Salina! Fu Cleopatra che si innamorò di un serpente! Fu Cleopatra no, che strusava mai niente! No, si innamorò di lui capitone, baronello! Calmatevi, non facciamo scandali nel paese! Scandali! Che non so tramite sei manifesti in tuo paese! Mamma mia! Zitto! Ha detto anche questo, ma che sono sterile! Hai detto tutto cosa? Come sterile? E mi hai chiesto sempre i soldi per abortire! A me! E tu che cercavi a me! Brutto portefogli, ma niente è babbona! E io pensavo che fosse un amore platonico, Donna Bianca! Tu dici l'amore platonico, tu contieni tendenza omosessuale! Prigione! Io! L'amore sai che è? L'amore è un fuoco! Io fuoco! Guarda, chiamate pubblica la legge da non fuoco! L'amore a carne! Ehi! Ma mo tutto caso pulisse la casa! Poi ce l'ho! Io ho già macellato qualche ciuccio per vedere! Ma qua ci stanno zelle più grossi! Scardaglione! Per fare carriera in da politica se l'ha mangiato sangue e renare la povera gente! Questa è una calunnia! Ha fatto soltanto una volta, una sola. È vero, l'ho fatto soltanto una volta. Ma cosa mi fate dire? Soltanto una volta ho preso qualche piccola somma dalla cassa comunale perché dovevo curare mia moglie. Oh, Noi onesti, Donna Rosa, siamo sempre poveri.
Bellino, quasi mi sta facendo una cosa in tuo stomaco. E in quanto a voi, caro Renato, pensate alle vostre corna che sono lunghe assai. Proprio vostra moglie in questo momento è partita per Foggia. Ah, era lui in un passaggio che arrivava fino a Milano, no? E che c'entra Milano? Per mia moglie fu solamente la lontananza, donna Rosa. La lontananza. qui a galera. Tu sei in galera. La galera, quello fu un errore giudiziario, donna Rosa, e per mia moglie fu la lontananza. No, per te fu la galera e per tua moglie fu nei vizi. Non è vero, donna Rosa, che Penelope aspettò Ulisse per 20 anni. No. Omero disse una fesseria, Ulisse era becco. Ma riga con tutte le corna che ti ridi da sto paese, qui da pensare corna e Ulisse. Ma mi piace. Don Sandro, questo paese lo sta facendo nero. Nero come l'Africa. L'Africa? E mo che c'entra l'Africa? E io dico di chi? Chi l'ha Don Santo che fa dicere certe cose? Ha detto pure questo? Oh mamma mia! E mi avrà anche detto che io ho avuto una storia con un nero quando stavo in Africa! Oh mamma mia! Con un nero! Vedi, attivati con un nero! E vabbè, ma vogliamo fare pure i razzisti! E tu questo curriculum internazionale, tu li sposo, figlio mio! Sì, ma come lo piange se non hai sposato? Chiamate la maestrina! La già fa scusa mamma! Figlio tu che mi plagiavi per farmi opporre! Ma che volevi da me? Che volevi? Maledetto seduttore! Ma non crede a Carmen Rodolfo Valentino, sti lui! Volevo andare lui l'avvocato, che sta nascendo tutte con lavoro, sta nascendo. Non siate sempre così modesto! Corne vacca, corne voia! E vi scordate sempre il corne certo che tenete a disegnare a fronte! Io? O prima, amante vostra moglie sono stati! Perché no? Qui! Arrivando Don Santo! Allora, un pazzo, sta arrivando un pazzo! Zitti, che pazzo! Sì, Sì, Don Santo. baronessa, ancora questo. E la verità stiamo andando via. Don San, devi aspettare perché voglio far sposare voi ragazzi! Venite qua! Sposatevi adesso, oggi è domenica! Ma con che mica azzeccato, ma che brutta cosa fa fare coscienza sporca, bello. Voi mi dovete perdonare, ma io mi sono trovato in un momento, donna Rosa, che non ho capito veramente un tubo. Niente. Cioè, in pratica mi sono trovato senza una scarpa, che Modestino poi me l'ha riportata. Mi sono ritrovato a dormire sotto un albero, cioè non lo so cosa sia successo. Ma ancora a mo' anzi fa una cosa, Modestino, vai a suonare le campane, va. Vai, Modestino, Ma va. quali campane? Ma la gente stanno tutto quanto a mangiare. Roberto, grido tu. Roberto, la gente come appena sentono sulle campane, corrono. Si fa una fila esagerata fuori a chiesa, Roberto. E sai perché? Perché peccato, Roberto, sono assai. E io da buon fedele li devo assolvere, Ma capito? ti viene giù a te, ma tu non eri asciutto pazza. Io ho già asciutto pazzi. Roberto, ma fammi capire, chi l'ha detto sta cosa? Donna Rosa. Modestino. Guarda, è stato Donna Rosa perché che ne puntava fuori, è uscito pazzo, è uscito, fammi dritto voi, ma ragazzi, non è campana. No, Modestino! Dai, mi piace di te. Vieni qua, Modestino. Che già famo? Vieni qua. Allora io voglio sapere chi l'ha detto sta cosa. Donna Rosa. Donna Rosa? Ok, allora mo me lo vedo con Donna Rosa. Vai a suonare le campane. Ok, Veloce. grazie, ragazzi, campana. Donna Rosa. Sì. Ma è possibile che voi non sapete un po' stare seduto sulla sedia? Padre. Ma che avete combinato? Cosa è successo? Niente. Ma io ho sapito come ricevo Brucinelli. Chi? Lucinelli? Brucinelli. Quando il mare è grosso e sta in tempesta, tutta la fotozia sotto, sa già a galla! E ad avere qua quando la fotozia che è asciutta fuori! Dico io, Donna Rosa, questo voi non vi rendete conto, ma questo è un peccato grave, gravissimo, Donna Rosa, gravissimo. Anzi, facciamo una cosa. No. Venga qui. Chiedete scusa alla Madonna. Veloce. Madonna. Ma sentite una cosa, ma allora il miracolo veramente esiste. Ma non voi mi da credere.
il primo mese devi dare sempre ma allora eri voi, Madonna, la Madonna è fatta di carne, mamma mia! Quanta carne da questa Madonna, mamma mia! La Madonna è sempre viva, Rosa. Non so perché pellegrinate in giro per il mondo per vedermi. Sì, lo so io, Vergine Santa. I fedeli vi chiedono solamente per un miracolo, per una grazia. E credo che io non lo sappia. Stavo pure tutto che le cose che ti avevo posto sicuro. Sandro, tu dovresti combinare meno pasticci, E in qualità di parroco del paese dovresti far capire ai tuoi fedeli che non c'è bisogno di cercarmi lontano dalle loro case, dalle loro quotidianità. Io sono sempre in mezzo a loro. Siete voi che non volete vedermi. Mi influgate inutilmente dentro una statuetta di gesso, quando basta cercare semplicemente dentro i vostri cuori. Marò, scusate, ma io l'avevo fatto questo peccato. Ma sì, l'ha già fatto. L'ho fatto a fin di bene. L'ha già fatto per una guagliona sfortunata, per un creatura senza padre, e per sto prevede incasenato, e per tutto che le cose che non mi finirebbero. Ma si può fare giustizia. Ha già fatto torto paterno, ma non sto qua, ma andato all'inferno. Rosa, ma tu non è... Rosa, tu non hai nessuna colpa. Tutto ciò che hai fatto e pensato, te l'ho suggerito io. Sono stata inviata apposta in mezzo a voi. L'inferno non è un luogo per una persona onesta come te, ma per quelli che hanno paura della tua bontà. Vada te, che dici? Ti hai fatto fare una bella figura. Gente, magnifica gente, chi tante e chi niente, e noi stiamo a guardare. Gente, magnifica gente di questa città. Grazie a tutti. Sono 35 persone in tempo di mettersi in fila per la passerella. Io vi ringrazio perché siete veramente numerosi e si è fatto tardi, però diciamoci la verità, vale sempre la pena venire al teatro e fare teatro. Il teatro fa bene alla salute e stimola la mente, ma quando lo si fa così come lo facciamo noi insieme a voi, fa bene anche al cuore. Quindi vi ringrazio veramente. Andiamo a presentare i più attori, le bambine della via Crucis, Chiara, Giulia, Sara e Assunta. Il corpo di ballo, Maria Giovanna Ragosta, Giulia Amoruso, Angela Carolla, Francesca Messina, Giulia Passare Esposito e Manuela Borghio, tutte albanate dalla qui presente Annalita Ragosta, la coreografa, brava, la cantante Alessia Marialuotolo. Il secondo brano è rimasto un po' male perché ho fatto diventare il volume dell'archetto, ma cose che succedono, staremo, non vi preoccupate. E allora i contadini, Maddalena, Titina e Mirko, che sono Anna Maria Riccardo, Antonetta Rossana e Pietro Livorno. I coniugi Elvira e Renato, che sono Antonio Figli e Antonio Ruccani. Il vescovo Claudio Ferrara, Paranetto e Maestrina, Mario Montano e Marina Messina. Il sindaco Scartagione, Adriano Altamura. L'avvocato Marzio Di Lauro, eccolo qua.
nella vita parla di tempo, il palcoscenico parla vocale. Celeste Servitti di Luisa Foresta. La Madonna in carne ed ossa, e quanta carne per dire. Maria Esposto. La baronessa Donna Bianca Annarita Marinello. Modestino il sacrestano Giuliano Cennamo. Grande, quest'anno il nostro valore aggiunto, perché Giuliano Cennamo non è semplicemente un anno entry, vi fa teatro da 20 anni, penso che ve ne siate accorti, è veramente bravo, ha fatto anche regia, cioè pregarisce teatro, va più. Don Sandro, il parroco al Chiaro lo conosce, Alfonso Pannella. E poi c'è lei, Maria Grimaldi. Marco Panigone, lo scenografo tutto fare insieme a Mariano qua Gennaro Montano. Ringraziamo fortemente Chiara Stella Di Fiore e Anna Leppieri per trucco e parrucco. Poi personale di Sara, Cinzia Bellino, Maria Capanico, Vittorio Puzzone, Clara Perpiazzi, Carmela Marione, Alessandro Tamura, Raffaele Maetti e Giovanni Cinguello. Ma dove state? Ok, vabbè, stiamo finendo. Una cosa molto importante, noi facciamo, non grazie a voi, facciamo beneficenza alla mitocondria, per le malattie mitocondriali, però questa sera ci hanno chiesto un aiuto, ci hanno chiesto una mano da Maddaloni. Qua c'è la famiglia del ragazzo, il dottore, fanno parte di un gruppo di volontariato denominato Pazzi per amore dei bimbi, persone che danno una mano per le famiglie che hanno bisogno di far sentire i loro figli non diversi dagli altri. Noi abbiamo risposto con un dono in una busta chiusa per un bambino presente in sala con i suoi genitori. E lui si chiama Tito. Vogliamo terminare la busta al dottor Bruno Mastro. Allora, io stasera ho avuto l'onore e il piacere di venire qui, invitato da loro, sono venuto per Vito e per tanti altri bambini come Vito. Noi siamo un gruppo di volontari che durante tutto l'anno andiamo tra Lourdes e tutte le altre manifestazioni, facciamo tante attività. Una così, il 23 dicembre tutti questi bambini andranno al circo, andremo alle luminari di Salerno, li porteremo sulla neve, li portiamo al mare, facciamo un po' tante cose, perché loro per noi sono bambini normali, sono bambini come noi. Allora, Vito è l'esempio più grande di come un bambino può essere felice, anche nella sua università. Allora io dico, a nome di Vito, a nome di tutti gli altri bambini, non solo qui presenti, grazie a voi, compagnia e complimenti, e grazie a tutti voi che siete venuti stasera per tornare, per vedere lo spettacolo, ma anche per dare una gioia e un sorriso a questi bambini. Grazie. Inoltre concludo, il 5 gennaio 2016 si spezza dopo 4 anni dalla nostra compagnia il nostro Alfonso Pannella e il 5 gennaio 2017 con una sua giovane compagnia, Scusate ritardo, con il Resico e il Paradiso di Stunizia, qui dalla capitale.
suo creativo, unite tutti perché è veramente bravo. Questo ragazzo, quindi vuol dire una piccola cosa, chiudiamo con un buon Natale. Ascoltiamo. Una persona molto importante, una persona che mi ha insegnato in questi 4 anni l'apice del teatro, una persona straordinaria perché dona tutto con il cuore. E questa persona signori, veramente grazie a tutti per il gran vostro cuore. Grazie.